Buonasera ragazzi, quindi spero che stavolta mi sentite. Quindi mo provo con quest'altro cellulare, vediamo che succede. Può darsi pure che è un problema di YouTube. Va buono Francesco, sì sì, adesso ti leggo, sì sì. Secondo me qualche problema di YouTube al finale, perché era strano, ho detto boh, ho detto mo provo. Al finale YouTube ogni tanto pure sclera, diciamo. Quindi stavo parlando proprio di te, Francesco, ho detto Francesco si sta scassando, giretto. E dice, secondo me sta ancora mangiando. E dice, mo imbarca a Napoli allora. Quindi diciamo che anche da me esce la scritta, quindi anche con l'altro cellulare. No, Francesco, guarda, la linea su internet, sull'altro cellulare che c'ho in mano va bene al finale, perché guarda, in effetti sull'altro cellulare qua, guarda. E va bene, io so uno, due, c'è il computer lì, quindi boh, forse è un problema, forse pure di YouTube al finale, eh. Quindi non è sempre, diciamo, a linea a volte, anche perché qua c'ho proprio una linea pazzesca, cioè 100 giga, c'ho la fibra qua, quindi per Netflix, Team Vision, diciamo che è quella più veloce proprio che ci sta qua, è quella lì, la fibra ottica, quindi più di questo non si può qua. E magnato, sapevo, Francesca ti scassata a finale. Ho detto ragazzi, mi ha dato una fotografia di Francesca che mi stava imbarcando a Napoli. Ciao Chris. E ci ha fatto una fotografia di Francesca e ci ha detto che stava De Luca, ma la prossima volta Francesca, De Luca non De Luca venga, parto. A picciare la macchina e corre. Subito, arrivato a Napoli, Riccardo stai. Erano belle piatte, basi di pesce. Guarda, ma è bello, ma una bella papata di cozzo, limone, la seccia tostuta. Immagina, vedi, adesso ha fatto riconnessione, vedi, ogni tanto, come forse sono troppe persone che stanno collegate su internet, secondo me a quest'ora ci sta proprio, cioè avvocato sta il picco proprio. Quindi mo sa quante persone stanno pariando in coppa a YouTube, TikTok, Facebook, quindi mo sta tutto il mondo su internet. Quindi perciò le connessioni vanno un po' così così. Avvocato sei scassata Francesco, fare che piatta, era per mandare la fotografia, ti faccio vedere che piatta che hai fatto. Poi ha detto no, c'è stato Luca, non puoi venire. Sì, sì, Cristina, da oggi ci stanno problemi. Io ho visto quando avete provato a chiamarmi al finale, ma la connessione cadeva sempre. Quindi proprio un casino. Al finale ho detto, poi l'ho spento il cellulare, l'ho riavviato, ma che ci stavano problemi. Però poi sembra che è andato bene. Stasera pizza, Francesco, pizza con la cipolla. Margherita con la cipolla. Quindi stasera abbiamo votato a pizza, abbiamo votato. Tagliata di pollo ai porcini, da mantenuto leggero, avvocatello, diciamo, prima della Pasqua. Light, sì, sì, Franci, light, sì, pure io light, ho mangiato una pizza margherita con le cipolle, però il sugo l'ho fatto a parte, quindi l'ho cucinate le cipolle, quindi le ho fritte prima, ho fatto tipo un ragù a base di cipolle e poi l'ho messo sulla pizza, poi ho preso la mozzarella e bufala e l'ho messa bella, che tutto, si è tutto bagnata, non come a quella cosa filata che mettono alla tea party quando vai in coppa, gli dici la mozzarella, no ma quello è filato e ti la mangi tu, tutti quanti, poi quando vengono qua a sud dicono ma come mai la mozzarella, dice la pizza è così bagnata, ma perché la faccio io al nord eppure negli altri paesi europei non ci mettono la mozzarella, ci mettono un filato, quindi è asciutta.
Invece qua se ci metti una bella mozzarella di bufala, la pizza è sempre un po' bagnata, è normale. Perché il latte scorre tutto. Invece ma non è come la mozzarella di bufala, i bocconcini tutti belli, i bocconcini piccolini, tutti i bufali in coppa. Ah, bufalina ad esempio, no, si chiama così qua. Sono tutti piccoli bocconcini di bufala. Allora quella è una bomba. No, voglio la pizza in arte, non ci stanno sanno. Voglio morire. Pure a me i funghi porcini mi piacciono molto, la verità, Francesco. Io quando andavo in Polonia, Romania, lì ce ne stanno un sacco, Francesco. Ma ti giuro se ne trovano proprio veramente pure in Piemonte. Li trovavo un sacco proprio i porcini. Qua non si possono accattare proprio i porcini. Qua mi pare che stamattina l'ho visto più o meno a 18-19 euro a chilo, più o meno i porcini. Però erano belli proprio, congelati, però non freschi, eh. Stiamo parlando di congelati. Però erano belli grossi. Francesco sta sempre incinta. Ti hai voluto mangiare che lo benedi, ancora che tiene fame. E che si fier, sì. La bella Napoli. Mamma, voglio che sta dieta non la facciamo mai. Risotto. No, per una bella tagliatella oppure una pappardella ai funghi porcini, come dite Francesco, non è che ci volesse pure a quest'ora, anzi anche l'aria è frizzantina, diciamo, non fa freddo, non fa caldo, quindi a quest'ora una bella tagliatella che i funghi porcini, secondo me, ce la potessimo schiattare proprio, che di cosa dice poi che qua roba. La dieta dopo il 4 di maggio, o fu fioretto a maggio. Dopo il 4 maggio tutto a dieta, quindi avremo un mese per perdere 20-30 kg. Francesco, come sta la situazione? Si chiama male. Diciamo che il 4 di maggio mi fa, no a dieta, Francesco, secondo me mi fa fame noi, per dimagrire. No, non ce la faccio. Io quello ho detto qua stiamo sempre chiusi in questa stanzetta, ci fa la forma della stanzetta. Tengo sta stanzetta, mi pare come sto coso che tengo in capo a me, utolone, qua. Non mi fa acqua per 30 o per 40 euro. Solo così potremmo dimagrire. Ci facciamo inseguire dal cane di De Luca, Ringhio, un pupazzi di De Luca. A me Francesca, a me Francesca ha detto non venire Giuseppe perché ci sta De Luca qui sotto casa mia con lanciafiamme. Francesca la prossima volta venga. E vabbè, Cristi, perlomeno tu c'hai il giardino, puoi girare un po'. E qua non ci abbiamo nessun giardino. Io dove giro qua? In cielo? Perché è pure avete qua, voglio. Non si può buttare. No, io faccio il fornacello a te fuori dalla finestra, ragazzi. Quindi alzo sto telone che tengo qua sopra, lo chiudo tutto quanto. Anche perché lo vorrei togliere perché si è fatto proprio brutto, però sta con i bulloni abitati vicino al palazzo e come lo tolgo? È una festa. Quindi lo chiudo. Quando sarà che si sistema la situazione lo faccio togliere. Perché si è fatta proprio brutta proprio, si è rotto proprio. Poi qua il vento all'ultimo piano distrugge tutto. Hai capito, avvocato? Il fatto Francesco, no Giuseppe, ci sta De Luca sotto casa con lanciafiamme, non puoi venire. La prossima volta venga Francesco, poi sta pure De Luca, caccatrazzo, tutto quello che vuoi tu. Sì, sì, avvocato, sì, sì. Ha trovato buona la scusa. La prossima volta come mi manda quella fotografia e mi dice Giuseppe così così arriva a Napoli e dico Francesco, dice ma poi Giuseppe ma sta De Luca, ma io sto già a Napoli faccio. Quindi a De Luca non hai visto faccio, sta a Napoli. Organizations. Sì, ho capito, Cristina, sì. Quindi ragazzi, al finale il capretto l'ho trovato, quindi stamattina l'ho trovato, quindi come avevo promesso mi sono messo in viaggio e l'ho trovato.
Quindi sono andato dai miei amici, come abbiamo detto, che si chiamano pastori, che proprio incominciamo a dire chi dice vaccare, chi dice pastori, chi dice caprare. Sì, sì, grazie, stamattina, ciao Antonio, sono andato, al finale mi è già buscato caprette, bottiglie di vino e cacciotto. Mi è arrivato il messaggio sul cellulare che mi è stato scritto scendi perché ti stanno aspettando. Sono arrivato con degli amici sotto qui e purtroppo o malandrina e a malandrina non ci stavano. Quindi gli è andata bene. Quindi sono venuto sotto qua, gli ho fatto pure il video per dire, ho detto mi malandrina dove stanno qua? Sto qui sotto qui, sto sotto dove avete detto voi, dove sta il malandrino? Anzi, i malandrina, dove stanno? Peccato che non sapevano che stavo con certi amici, quelli lì che avevo detto prima. Avvocato, io sono andato dagli amici pastori, poi mi hanno accompagnato qui sotto casa, ho detto, voglio aspettate un attimo che è arrivata una chiamata, vediamo chi sti scemi, chi sono. Però ragazzi non ci stava nessuno. Però hanno detto così, se qua qualcosa chiamaci. Poi ci facciamo vedere noi e i zingari chi sono. Solo che l'ennesimo bluff. La signora ha mandato il messaggio che stava, scendi che ci sta quello lo zingaro che ti aspetta giù. Solo che io ne ho portati altri tre, ma non di zingari, peggio di zingari. L'ho chiamata, non rispondeva. E nessun malandrino, sì, sì, nessun malandrino è arrivato qui a Matirna sotto casa. Gli ho fatto pure il video, ho detto tanta vai, ci ho detto, ma va Ruol, va. Gli ho fatto pure il video, gli ho fatto, dove stanno i malandrini? Solo che lei non sapeva che stavo con gli amici qua, i famosi pastori, caprari, come li chiamano noi. Quindi gli è andata bene, no? No, grazie, ma guarda, ogni volta mi dà un appuntamento, no? Io scendo puntualmente giù e puntualmente non arriva nessuno. Devo dedurre che, bravo, come hai detto tu, è proprio la capa. È proprio la capa che, come a De Luca, tieni il recchio per spartare la capa per spartire il recchio. Malandrina qua, malandrina là, non arriva mai nessuno qua. Ho detto così ci divertiamo un po' prima della Pasqua, perlomeno perdiamo un po' di tempo. Anche perché mi sto annoiando a stare a casa, quindi ci divertiamo un poco. Ma no, io già lo chiamo De Luca, guarda, io conosco il figlio di De Luca, Piero, io devo darmi il numero di papà perché lo devo chiamare, dico per piacere, vicino, io era per i manicomi nata voce, fammi sto piacere, sta grazia, ma i manicomi sanno rap, tieni ragione, facciamo un referendum, Rico, o prima sono io a filmare, perché la gente ha bisogno di cure, quindi vanno aperti. Quindi stavolta De Luca ha ragione, il sindaco ha ragione. O pupazzo, come dice, tenete la capo per spartire ricchi. E così è questo. Quindi ragazzi, domenica ci scassiamo, caprette, caciotte e bottiglie di vino là ammiccate, quindi è venuto buono il mio. Vabbè, ma lo sapevo già che andavo bene. Poi manca a farlo apposta, ho ricevuto la chiamata di questa con me che stava sotto casa. Oh, vai qua, signore. Oh, mi maladrina dove sta? Ha perso. Stamattina ci abbiamo fatto 4 salti con i compagni. Ti facevo vedere i pastori. Stamattina ci stavano 3 pastori buoni là sotto, non è venuto, peccato. Un malandrino, un zingaro. Cioè, già c'è per niente, mi tieni rientrare questo per lo me. O magari ci dica, a uno. Vai a lavorare 43 non si sta su YouTube, ma veramente. Mamma mia. Nunca. Mamma mia, guarda, ti dico una cosa, la questura ha fatto mettere a paura, sai?
Ah, questo si è messo paura, sai, quando hai visto la fotografia da toi. È assurdo, mi è stata così, ho detto come maresciallo, mi ha detto, ma è chiaro, per piacere. Avevano mangiato, tenevano ragione. E io gliel'ho detto sinceramente, la fotografia me l'ha fatta vedere tu. Tu per lì bellezza. Quindi diciamo che mi mangiate e quindi fotografie non ne volimmo fare. Però ragazzi è facile, quella lì è marrone e lei. Mucca. Mi fai ridere, mi fai. I malandrini, stamattina stavo a casa e stanno i malandrini di tu. I compagni se ne mi sa ridere, tutti che sei scemo. Ti faceva vedere i carapate qua su. Sì, sì, quello marrone è la signora Anna, ragazzi. La signora, la famosa Anna. Vergognati per lavorare, ma non sa dire altro. Non si può andare a lavorare, ma stavo il virus, quindi siamo costretti a stare a casa. Quindi diciamo che non si può andare. Quindi dobbiamo stare qua per forza. Però non cambiare discorso, i malandrini dove stanno? Stamattina stavamo qui sotto con gli amici, no? E non ci stava nessuno. Ma come mai tutti sti boss che non salgono qua? Vedi che se ti trovate Luca fuori comune, usa il lanciafiamme, eh? Fa attenzione a De Luca. Non mi blocchi, no, no, voglio divertire, capi? Già pariamo quello a te. Perché con quello a te non mi pare, capi? T'hai sempre detto, se tu volevi pigliare, ti pigliava 2 anni fa. Però sai che è? Che io non vuoi per nascere, non passi, capi? Quindi è meglio che solverà quest'ora. Che facciamo sempre vuoi, facciamo, ya. Ah, ci fa per soldi vuoi, non per sti scemenza così. Tu volevi fare... E allora vai, avvocato. No, stasera non ti voglio bloccare perché voglio pariare, capi? Per la gente come a te noi pariamo. Papina, da venire sotto la casa, poi da venire un singer, poi da venire un boss. Va a lavorare, casino scemo. Ma poi imparati, imparati a scrivere perlomeno. Imparati a scrivere perlomeno. Vuoi fare cilentano, vuoi fare che scrive, lo capisci il cilentano, non lo capisci. Siete cilentani. Oh, sta nata, mo. Allora, adesso ce ne stanno due, ragazzi. Sì, sì, c'è Anna e ci sta l'altro, quindi quanti ce ne stanno stasera, mamma? Non sono io quel Francesco Nastri. E non lo so, sarà Diego, no, questo non lo so. Al finale ce ne stanno due, in effetti, che scrivono. Sì, ci stavo socio, come Giretti che in effetti erano in complotto perché volevano il moderatore alla fine. Però comunque allora, anche se quello non fosse Diego come dite voi, che non lo so, oppure Chiatto, ma come ti piace un Chiatto? Come funziona? Al finale è ridicolo, guarda. Vedi, ti è salutato, avvocato, guarda, perlomeno, vedi, stasera non minaccia, perlomeno, vedi, sta più live. Quindi dite che io sono chiatto, che io sono brutto, quindi lasciate perdere, no? Sì, sì, ma io devo chiamare De Luca, io devo mandare questo video a De Luca e devo De Luca per piacere alla Pumanicomio. Ma scusa, come fai a sapere che è Diego, no? Non sono io che sto scrivendo, è Diego. Come fai a sapere che è Diego?
può essere chiunque, no? Qua sul canale, mo. Tu subito sei andato a dire è Diego. Cioè, è strano, no? Potevi dire tanti nomi, mi viene a dire Diego. Oh no, voglio. O io sono chi ha ragione diversamente. Sì, non lo conosci, d'accordo, no? Come mi fai a dire è Diego? O no? Io perlomeno credo così. Guarda, ma nemmeno qua nessuno usa bambini di 13 anni a finale. Diego l'ho bloccato tante volte proprio perché era piccolino e l'ho tolto dal canale, quindi l'ho bloccato tantissime volte proprio dato la sua età, quindi l'ho tolto dal canale, quindi ha fatto 10.000 account falsi, 10.000 ne ho bloccati, però non ho mai scritto il nome di uno. Vabbè ragazzi, li abbiamo eliminati entrambi, quindi sono andati a fare una passeggiatina, dai. Quindi come avete visto, sì, sì, sono entrati in coppia stasera. È stato bello, per la prima volta dopo tanto tempo in coppia. Franci è grave, Franci, proprio c'ho la neuro, c'ho. Vedi, ha detto ho fatto bene a fare questa diretta così, così mi sono divertito un po', perdo un po' di tempo, quindi ci rallegriamo un po' della monotonia. E questi fanno email e conti falsi, email e conti falsi, quelli fanno tutti i giorni per. No, Franci non ti ha copiato, al finale vedi che era un altro colore, quindi non ti ha copiato. Ha solo scritto il tuo nome, ma aveva una rotella marroncina. No, sta bestizziata con te. Quindi forse si è offesa perché abbiamo detto la verità. Come ha detto, perché non vai a lavorare? Quindi era lei con due cellulari. Quindi non era nessun Diego, nessuno ragazzi, era lei con due cellulari. Perché le parole sono le sue, quindi il fatto di andare a lavorare è una parola che lei mi dice sempre, invece di stare su YouTube. Quindi le altre parole di quell'altro sempre le sue sono, quindi al finale era lei, aveva due cellulari. Come adesso io posso scrivere pure io qua, no? Ad esempio io sto parlando e è bella all'improvviso, scrivo e adesso vi arriva pure a me, no? No, guarda, io allora se tu capisci, no? Io ho detto che gli account, se non hai sentito, te lo ripeto, ho detto che non è nessun Diego, ho detto semmai sei tu due volte. Quindi io ho detto semplicemente che forse hai due cellulari e sei tu, perché le parole vai a lavorare e non stare su YouTube le dici sempre tu, quindi io non ho proprio mai detto che fosse Diego, io penso che eri sempre e solo tu, con due cellulari. Sì, ma pure quell'altro lì al finale le parole sono tue, il fatto di andare a lavorare, non stare su YouTube, sono cose che ripeti e ripeti e ripeti.
allora, vedi, tu ogni volta hai scritto che io sono obeso, che io sono brutto, che io così, che io così. Allora, cosa vuoi? O no? Trovati un bel ragazzo, giovane, muscoloso, senza pancia. L'emulazione, sì, ha voglia che lo conosco. Pure i giochi emulo io con il computer, quindi questo lo so, che cos'è l'emulazione. Però rispondi alla mia domanda, no? Tu mandi messaggi, sei brutto, sei così, sei così, d'accordo. Ma dici che ho pochi capelli, che sono brutto, no. Sì, però mi vuoi rispondere alla mia domanda, no? Tu dici che io sono brutto, ok, però dimmi, allora cosa vuoi? È semplice, no? Scusa, se uno non ti piace, non ti piace, no? Perlomeno credo che sia così. No, le solite cose, quindi non cambia nulla. Stasera è stato un po' allegro, dai ragazzi, non ci siamo proprio... ci stiamo divertendo un pochino, dai, potete che, vedi, abbiamo trovato un passatempo, quindi invece di stare vicino al computer, cosa, sì, ci stanno i Vatus oramai, che ci sta a casa del Vatus, si fanno un bagno, si fa. La signora forse dimentica che io ho un altro cellulare in mano, quindi la posso bloccare subito, quindi non lo sa. Non l'ho voluto bloccare io fino a mo'. Però abbiamo bloccato Francesco, Anna, poi quello che diceva che era Diego. Quindi guarda quanti account falsi escono uno dietro l'altro. Proprio. Mo faccio vedere che arriva subito un altro. Proprio stasera è proprio la giornata degli account falsi. Facciamo un altro account falso e stiamo aspettando che la serata è bella fresca, frizzantina, molto fragile. Sì, è stato proprio santissimo oggi. Però guardate il lato positivo, ragazzi, abbiamo perso una mezz'oretta diverso dal solito. Solo che secondo me, ragazzi, però mi meraviglio, non era la signora, forse devo vedere dopo, sai perché? Di solito lei non reagisce così, ho paura che non sia lei. Secondo me ci sta la mano di qualcun altro, perché di solito non è così gentile. Però, ma non si capisce niente veramente. Però non è suo carattere scrivere così educatamente, senza offendere. Quindi speriamo che sia lei. Vabbè, me ne accorgo subito. Però, ma sono 2 anni che al momento. No, grazie, sono convinto che non era lei. Guarda, ti dico la verità, perché sennò ti invece si è limitato a dire Francesco vai a lavorare invece di stare su YouTube, poi Giuseppe vai a lavorare perché stai su YouTube, cioè troppe cose normali, non è da lei. Io se faccio leggere i messaggi che mi mandi vi mettete a paura, ragazzi. I film di paura sono, sono nulla. Cristi, che non lo so, dice che sono brutto, però poi è innamorato, quindi questo ti posso dire, che ne so. Si è innamorato di uno brutto, in poco parole.
È grave, è grave. Solo che il problema è che sono 2 anni che dico no, 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 sono sposato. E insiste, insiste, insiste. Però che mi fa perdiamo tempo, quindi sono 2 anni quasi. Mo, quello ho detto, il 28 d'agosto. E lo so che non è normale. Lo so, lo so. E quello è il problema, che non è normale sto fatto. Sì, sì, Francesco, te l'ho detto, tra noi ci deve stare qualcuno che stiamo tutti gravi qua. Vabbè, però abbiamo passato via un bel giovedì santo diverso, ragazzi. Mo sta elaborando qualche altro account falso. Mo il tempo che ne prepara. Oppure, ragazzi, però è strano, sai perché? Ma la signora di solito offende, questo invece si è mantenuto stranamente. A odio e amore per me. Oh, ragazzi, sta passando una cosa nel cielo. No, 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 no. No, sono due gabbiani. Ho detto che cos'è, no. Ho detto sta qualcosa che guardavo nel cielo, poi ho guardato, sono due gabbiani grossi. Ho detto "E che diavolo è? Ma pure l'UFO ci manca mo stasera. Ho visto proprio una cosa volare davanti, solo che non guardavo con gli occhi, guardavo col cellulare. Giuseppe è una sciupa femmina. Io non sciupo nessuno, sono loro che danno la corsa a me, avvocato è diritto. Non è che faccio lo sciupa femmina, come dici tu. Troppo sono loro che danno la corsa a me. Quindi diciamo che non sono io. Quindi purtroppo è così, ragazzi. Non gli piace, però poi a finale. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Stavolta è venuto, con te è venuto. Stavolta è entrato con te, grazie. Solo che imparati a clonare bene. No, questi, vabbè, io sono iscritto a te, quindi posso vedere poi. Vado sul canale e vedo, quindi non ci sta problema. Però manco non si scoccia. Però, che si deve fare? Purtroppo qua più avanti si va peggio diventa, ragazzi. Purtroppo è così. Oramai stiamo impazzendo tutto quanto. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Quindi diciamo che fa molto freddo. Quindi al finale è così. Bravo, Francesco, a chi sfottiamo, troppo. Invece così perlomeno pariamo un poco. Se no dopo che facciamo? E vabbè, magari ci divertiamo, voglio. A magari come si dice, pariamo un poco.
non ci sta a messa dietro tutto quanto. Però diciamo che più ne a mezzanotte non può venire, però dai a così a finale. Avvocato, ma come sa da fare? Ma la signora è insistente. Una tondella nuova mi sembra avvocato. Hai detto che è una cameriera a cuoco perché io durante una diretta ho detto ma questa non fa mai servizio e non cucina. E allora ha detto lei no, no, io ho la cuoca e la cameriera, quindi che ne so poi. Quindi sinceramente non lo so ragazzi. L'ultima volta ha detto che io in un video stavo dicendo ma questa non cucina, non va mai servizi, così stavo facendo un video. Poi lei mi ha scritto no, io la cameriera e la cuoca. E beh, ha detto il diritto. E noi no, cuciniamo noi. Ma già la faccio, io gravo fatto. Faccio un pensiero, no. Voglio stare sperato, grazie. Preferisco stare disperati, ragazzi, senza una lira, ma mai era così questo, quindi. Ma no, vi ringrazio per il pensiero, ma rifiuto. Yeah, però stasera ci abbiamo divertito, guardate un lato positivo, voglio. Vabbè, ragazzi, io vi auguro buona serata. Sì, sì, più o meno, stiamo a Orione pazzaria, qua sanità. Che stiamo a pazzaria proprio. Tiene non si vede che mi fa la signora, e ci parliamo, Francesco, dai, ci dice, tronco un numero, che vuoi, fa parlare con Siri, io sì, io vengo a qua, vediamo che mi fanno piacere proprio. Sì, sì, questo è Reparto Neuro, ragazzi, il canale non dove chiamare Chiaro Giuseppe, Reparto Neuro, oggi metti in nome la prossima volta. Oh, stavolta è entrato con mio fratello, Vincenzo mio, ciao fratellino. Sei un brutto fratello, e tu sei una brutta sorella a finale. Mio fratello. Certo è a fantasia, però. Stavolta è entrato con, con mio fratello Enzo. Stavolta si chiama Vicenza. È grave, voglio, eh. Proprio Cipiello è proprio veramente, detto buona grazie, è proprio è una sfoglia di cipolla, proprio tutto strato. Saranno venuti i cipolla loro. Il cipolla, grazie, i sfogli hanno venuti secondo me loro. Saranno 1000 sfoglie già terminate. Se ne prese tutti i sfogli in capo. Sì, sì, grazie, si stamattina veneva, se ne accorgevano. Io facevo dei segni poi qual erano. Facevano vedere esatto. Ma purtroppo un sacco la non fai. Quindi niente da fare, voglio. Ci fa perdere solo tempo. Oh, là c'è sta una bella stella, Marco, vedi quali è? Mamma, per questa stella quali è? Guarda là, eccola là. Sto telone innanzi, sta pietto, sto spaccimitelo.
Eccola qua ragazzi, questa ad esempio è una stella, è molto brillante, guarda Marco, con gli occhi è tutta bella illuminata, col cellulare è vero ma sembra malamente al finale, non ci capite perché. Eccolo qua, questo deve essere forse un pianeta, non lo so ragazzi. È tutto illuminato, Marco, è tutta a colori, sono colori rosso, eh, tipicamente come una stella al finale. È tipo rosso, arancione, non si vede col cellulare perché non si vedono i colori, perché è notte. Ciao avvocatella, però è così. Sta dietro sta montagna, eccola qua, vedi, sta ferma, vedi? Poi ce ne stava un'altra qui, eccola qui piccolina. Non lo so Marco, eccolo qua, questo sta fermo. E sono queste due stelle qua. Ma non lo so Brenda, non lo so, ti dico una bugia. Io astronomia non capisco nulla. Poi ce ne sta un'altra lì, eccola qua. Vedi, un'altra sta qui e un'altra sta lì. Dove sta? Eccola qua. Vedi quanto è grande questa qua? Sono tre stelle, al finale o tre pianeti, non lo so ragazzi. Questa però tra poco scende dietro la montagna, quindi non lo so che può essere, Brenda, sai perché? Questa qui prima stava qua, ma come mai sta qua? Io di astronomia non ne capisco, però cammina al finale, tra poco non la vedrò più, boh. Poi ci sta questa qui, eccola qui, non so che cos'è ragazzi, sinceramente. Però sta fermo, quindi non lo so che cosa sia. Poi ce ne stava una da qui, non la vedo più, mo. Eccola qui, ma si vede proprio una cosa su. Eccola qua, eccola qua. Vedi, eccolo qua, Marco. Quindi, sinceramente, ragazzi, voglio ingrandire. Non so cosa sia, vi dico una bugia, quindi non vi dico proprio che cos'è. Eccolo qua. Ciao Nelly, quindi non so cosa sia, ragazzi. Quella lì è una stella sicura, questa qui, eccola qui, vedi quanto è grande, guarda qua. Non so che cos'è, ragazzi, però sta ferma, non è che cammina. Sono io che tremo con le mani, diciamo. E questo è molto grande. Voglio zoomare di più, ma più di questo non riesco, quindi questo è il massimo. Poi ce ne stava uno qua. Ma non ci sta più, è scomparso. Allora, il cielo sta qua e dovrebbe stare sopra. No. Che ne so, qua scompaiono addirittura, ragazzi. Prima ci stanno, poi non ci stanno. Ah, eccola qui, eccola qua. Non lo so, Nelly, ti dico una... La stella è questa qui. Vedi, però è una cosa strana. Adesso sta dietro la montagna, guarda. Tra poco non la vedremo più. Quindi, come camminano, ragazzi, le stelle? Io non lo so. Non ne capisco di astronomia. So che tra pochi minuti quella stella non si vedrà più. Quindi forse la rotazione terrestre, non lo so, ragazzi. Comunque questa qui stava al centro, come vediamo questa qui qua. Adesso sta qua giù. Io poi stavo facendo la diretta per parlare a signore e cose e non ci ho fatto più caso al finale. Si muove, sì, sì. In effetti, Marco, vedi, io qua sta tutto zoomato, in effetti. Guarda, mo sto tornando normale, eccola lì, te la faccio vedere, vedi, eccola là, va. Piccolissima, ma perché sta così. Cammina, di poco ma cammina, non è che sta ferma, capì? La linea va e viene, Nelly. Cioè, al finale voglio dire io, quella lì che avete visto grande, cammina. Non è che cammina veloce, come devo dire, però si sposta. Cioè, quando ho incominciato la diretta, 47 minuti fa, stava, non dico al centro, ma più un po' più a destra. Mo sta laggiù.
e tra poco non la non si vedrà più, e quindi cammina piano piano, ma cammina. Ma non lo so, ad esempio io faccio caso a una cosa, no? La stella quella di fronte, la stella di fronte sta sempre là, io la vedo sempre questa di fronte a casa mia, cioè sta sempre là. Questa qua non lo so perché è camminato e mo sta scendendo dietro la montagna, tipo come la luna, ragazzi. Avete presente il sole che scende dietro la montagna quando c'è sta il tramonto, così. Quindi è segno che cammina, anche se di poco, ma cammina. Solo che purtroppo la luna non è, il sole non è, che gli è. Ma non so se le stelle camminano pure loro, questo non lo so. Però so che la stella sta ferma in una sola parte, non credo che ne so, la costellazione di Orione sta lì, non è che cammina. Che ne so, poi i pianeti camminano, sì, perché in effetti i pianeti sì, ma non credo sia un pianeta. Quindi dico una bugia se quello è Marte, non lo so. Perché ripeto, ragazzi, astronomia stiamo qua. Ecco qui, vedete, sta scomparendo, ragazzi, guardate. Tra poco scende dietro la montagna e non la vedremo più. Vedete? Sì, Nelly, però sta camminando, vedi che sta scendendo dietro la montagna. Io tra 2 minuti ti faccio vedere che non la vedi più. Perché sta proprio sulla punta della montagna. Tra, mo ti dico io, 3-4 minuti è scomparsa. Eccola qua, vedi, già sta cominciando a scomparire. Cioè, anche se cammina in modo piano piano, piano piano, vedi? Adesso tra poco non la vedi più. Però cammina, mo lascia perdere che non è tipo l'UFO che cammina velocissimo, tu come ho fatto altri video, questo cammina piano piano ma cammina. In effetti ti dirò, mo ti faccio vedere che mo ti stringo il campo, vedi, incominci a non vederla già quasi più. Allora, eccola qua, guarda, vedi? Già adesso tu, eccola qua, incominci a vedere e non vederla più, guarda. Quindi è scomparsa, ragazzi. Mo' possibile che una stella scompare? Adesso non ci sta più, hai visto? Guarda, Nelly. E adesso te la faccio, è scomparsa, Nelly. Quindi Nelly non ci sta più. Ciu ciu. Finito. È andata via, ragazzi. Quindi, come potete vedere, non c'è più. Quindi ditemi voi che cos'è sta cosa, io non ne capisco, però dei pianeti come sono posizionati io non ne capisco. Eccola qua, ragazzi, non c'è più, vedete? Quindi aspettate proprio il momento che se ne andava per farvi vedere che non c'è più. Invece la stella, quella lì che dico io, sta sempre là a finale. Quindi eccola qua, ad esempio la stella, eccola qua, sta sempre qua, vedete? Questa è una stella, ragazzi, sta sempre là, vedete? Questa è la stella, sta fissa sempre qui tutte le sere. E vedete, non ci sta più qua, ragazzi, eccolo qua, vi faccio vedere la diretta, quindi eccolo qua. Invece la stella, ragazzi, sta sempre lì a finale, eccola qua. E questa è la stella, vedi, questa è la stella che ho fatto vedere prima. E se vengo tra un'ora sta lì, se vengo tra 2 ore sta lì. Invece quella lì grossa luminosa che ho detto ragazzi, ma che cos'è? Guardate, adesso rimpicciolisco proprio per farvi vedere che il puntino luminoso non ci sta più. Quindi scendiamo al massimo, eccolo qua, vedete? Sulla montagna non ci sta più quella luce che ci stava, vedete? E invece qua la stella, quella lì ci sta, eccola qui, vedete che lampeggia ancora, vedete? Anche se si vede pochissimo, ma si vede che sta, là, sta fissa là. Quindi, sinceramente, non lo so, ragazzi. Poi ogni volta succede sempre un mistero. Quindi, come avete visto, è scomparso all'improvviso. E ci mi sembra un mistero, sì. Però stavolta io avevo visto sta stella luminosa. Però ho detto, vabbè, forse è una stella. Però poi ho cominciato a capire, ma perché cammina?
Devo vedere perché se le stelle camminano, dopo devo fare una ricerca, boh. Devo domandare a qualche astronomo. Ciao, vaffa. Boh, non lo so, Nelly. Comunque non ci sta più, questo è poco ma sicuro. Bah, ti dico una bugia, Nelly, no. Una stella non credo. Perché so che dopo devo fare una ricerca per capire se le stelle camminano, se stanno fisse. Per Svezia, mo. Cioè, devo capire i pianeti pure. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Vabbè, ragazzi, io vi auguro una buona serata, ragazzi. E luce era tipo una stella, una cometa, non lo so che cos'è, un pianeta. Comunque, diciamo che è scomparso a finale, luminoso che abbiamo detto fosse una stella che piano piano, durante la diretta si è spostato e poi è scomparso dietro la montagna. Quindi, se rivedi il video, guarda gli ultimi 10 minuti. Guarda gli ultimi 10 minuti di questo video dopo e ti rendi conto di che cosa stavamo dicendo. Quindi non guardare per intero perché è 54 minuti questa diretta. Guardi gli ultimi 7-8 minuti più o meno e vedi quella luce bianca che poi mano a mano va dietro a quella montagna, dietro a questa montagna qui e scompare. E non l'abbiamo vista più. Quindi una stella non credo perché la stella sta ferma. Quindi non lo so che cos'era, ragazzi. Quindi può darsi pure un UFO, però andava piano se è così. Però di solito l'UFO va veloce. Non lo so, io sto dicendo, non è che credo, non posso dire, però di certo non credo era una stella oppure un pianeta, quindi per forza uno dice è una cosa, un oggetto non identificato, e quindi automaticamente uno dice UFO. Perché sinceramente un pianeta non si spostava così velocemente, una stella non si muove così perché la stella, quella lì che sta ancora di fronte a me, si vede ancora. Quindi se le stelle si muovevano, anche la stella che sta di fronte a me adesso avrebbe cambiato posizione da quando ho fatto la diretta, invece no, sta là. Solo quella lì è scomparsa dietro la montagna, quindi dopo faccio una ricerca per vedere se le stelle si muovono, ma non credo che, perché tutte le altre che vedo stanno ferme lì, sempre là. Quindi questa è vero che non è andato veloce, uno si aspetta che l'UFO sia una cosa velocissima di solito, però era molto grande se avete notato. Se avete notato era molto grande, quindi se una nave è un UFO grande, quindi va piano, tipo, capì, piano piano e buonanotte. Invece se sono UFO piccolini, sono velocissimi quelli lì. Però se questo qua avete visto come era molto più grande, cioè a differenza della stella, io ho ingrandito tutto, ho guardato con ingrandimento sia questa che quella grande. Quindi può darsi pure, ipoteticamente, che era qualche nave madre grossa che andava piano piano, come dice Marco. Di solito non possiamo dire è vero oppure non è vero, questo sì, però di certo non è normale, questo è poco ma sicuro. Perché la stella, ragazzi, io ce l'ho ancora di fronte, vi faccio vedere proprio perché qualcuno dice le stelle camminano, io dico di no, eccola qua, ragazzi. La stella sta ancora qua, quella che non si è mossa, sta ancora qui. Perché quella lì invece è andata via? Eccola qua, io ve la faccio vedere. E sta qui da quando da 57 minuti che ho iniziato il video, quindi non camminano. Poi quella calcolate che in 57 minuti quella ha camminato mezzo cielo, eh. Cioè, ma ti dico io esattamente, io mi sono accorto più o meno sui 25-30 minuti.
Diciamo che nell'arco di 20 minuti, no, le sta facendo mamma adesso. Nell'arco di 20 minuti ha passato mezzo cielo, quindi in effetti dal centro è arrivato dietro alla montagna, quindi non è che andava veloce, però andava quanci quanci. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti, ci sentiamo domani, notte a tutti ragazzi, e quindi ci andiamo a dormire col solito mistero. Che sarà sta cosa, no? Boh, mi sembra X Files qua. Vabbè ragazzi, notte a tutti, un bacione a tutti, un saluto a tutti ragazzi. Ciao Marco, ciao Alfonso, ciao Nelly, ciao Marco, ciao Chris, ciao Cristina, ciao a tutti, ciao Nelly.